La continuità porta anche alla possibilità, il giorno dopo le elezioni, gli esiti delle elezioni, di ricominciare immediatamente a lavorare con i propri uffici, con i collaboratori, con le associazioni, con gli altri enti. Io mi auguro, ecco, che ciò che è stato fatto possa essere, come dire, di sprone ai miei cittadini per avere fiducia anche in questa tornata elettorale. Da parte mia, tutto l'entusiasmo, la passione che ci ho messo finora, garantisco di metterne altrettanta nei prossimi 5 anni. Noale ha bisogno di un rilancio, però ha bisogno di un rilancio a 360 gradi, non si può più ragionare per compartimenti stagni, occorre verificare anche la viabilità esterna, la viabilità delle frazioni, lo stato delle strade e sicuramente il decoro del centro urbano. La cosa a cui tengo principalmente è il rilancio non solo della vivibilità delle piazze del centro storico di Noale, ma la scuola. La scuola è uno dei punti fondamentali del nostro programma, così come la sicurezza. Io per il futuro vedo Noale con una scuola più bella, decorosa e più sicura. Noale ha perso la centralità di cui godeva qualche anno fa e quindi bisogna riportare al centro la persona e per riportare al centro della persona bisogna fornire dei servizi. Per fornire questi servizi noi pensiamo che bisogna puntare appunto sulla scuola, quindi il plesso unico scolastico, bisogna passare per l'ospedale, passando per i servizi alla terza età, i servizi sanitari di un ospedale pubblico e forte e i servizi del trasporto, una rimodulazione di quella che è la viabilità.